Cominciamo da qui, dal centro di Padova, una ricognizione sulla storia della nostra città. Vedete alle mie spalle il Pedrocchi, intorno a me il municipio e l'università, perché proprio da questo centro hanno avuto origine molte delle parti storiche della nostra città. Ma siccome la storia è sì susseguirsi di avvenimenti, ma anche storie di uomini, ci faremo accompagnare da questo libricino di Ignazio Sommer, Le curiosità storiche padovane, perché la storia è fatta anche di piccoli momenti che magari nei libri di storia non sono riportati. E allora, siccome cominciamo con i personaggi, andiamo a conoscere quello che è stato il mitico fondatore di Padova, Antenore. Narra Virgilio nell'Eneide che Padova fu fondata da Antenore e il monumento alle mie spalle sarebbe la tomba di Antenore. In realtà sappiamo che non è così, perché questo monumento risale al 268 d.C., mentre le prime origini di Padova risalgono almeno al X secolo a.C. Certo, la fede dei padovani rispetto a questo monumento non cambia, però sappiamo che all'interno ci sono le spoglie di un guerriero. Gli antichi paleoveneti abitavano lungo il corso del Brent e il Bacchiglione. Tito Livio, lo storico latino nato a Padova nel 59 a.C., narra l'episodio dello spartano Cleonimo che nel 302 a.C. arrivò alla laguna veneta e saccheggiò 3 villaggi lungo il Brenta. I Patavini sconfissero i Greci e la vittoria fu ricordata per molti anni con una finta battaglia navale nel tratto di fiume che scorreva in mezzo alla città. L'antico territorio era molto diverso da quello attuale, caratterizzato da canali e corsi d'acqua navigabili, zone paludosi e fertili e estesi boschi di querce. Le abitazioni erano piccole capanne, semplici erano gli utensili, brocche, pentole, cucchiai, piatti di terracotta. Le attività esercitate erano la caccia e la pesca, la tessitura della lana, l'allevamento del bestiame. Famosi erano i cavalli citati da Omero, Alcmane, Euripide. I cittadini erano distinti per classi sociali. C'erano i capi, i cavalieri, i bronzieri, i vasai, i commercianti, gli artigiani. Fin dal III-II secolo a.C. si usava la moneta in metallo come mezzo di scambio. Le spoglie dei defunti erano sepolte o cremate. Dopo il rogo, i resti venivano raccolti e rinchiusi dentro un grande vaso con il corredo funerario. Per i personaggi di rilievo venivano poste le stele. La stele più antica è quella di Camin del VI secolo a.C. Particolare è anche la stele di Ostia la Gallenia del I secolo a.C. Il processo di romanizzazione si svolse in modo pacifico, favorito da una efficiente rete viaria e dai presidi militari romani posti a sua difesa. Nel 49 a.C., su impulso di Cesare, fu concessa la cittadinanza romana ai Transpadani e Padova divenne municipium. I Romani ristrutturarono il disordinato sviluppo della Padova paleoveneta impostando un preciso piano urbanistico della città. La ricchezza della Padova romana è testimoniata dalle domus, le case signorili, i cui pavimenti in mosaico sono stati rinvenuti in varie zone dell'attuale centro cittadino. A nord della città, attorno al 60 d.C., fu costruito l'anfiteatro di forma ellittica di cui possiamo vedere un tratto di muro che sorreggeva le gradinate. Vi si organizzavano lotte fra gladiatori. Il teatro vero e proprio, chiamato Zairo, si trovava in Prato della Valle e vi si rappresentavano commedie e tragedie. Le attività principali della Padova romana, oltre all'agricoltura, erano l'allevamento dei cavalli, l'attività tessile, la costruzione di laterizi. Splendidi vetri uscivano dalle fabbriche della città. Gli antichi cronisti tramandano l'origine apostolica della Chiesa padovana attraverso la figura di San Prosdocimo, un greco di nobili origini che tra il 44 e il 45, ai tempi dell'imperatore Claudio, fu inviato a Padova per diffondervi il Vangelo. È probabile invece che San Prosdocimo sia vissuto tra il III e il IV secolo e che la leggenda sia sorta in epoca successiva per dare un'origine apostolica alla sede episcopale patavina. Oltre a San Prosdocimo, l'altra grande figura di Santa Patavina è quella di Santa Giustina, martirizzata ancora fanciulla nel 304. Dal V secolo in poi, Padova si avviò verso una decadenza ormai inevitabile. Le invasioni di Attila e soprattutto la conquista della città da parte delle frecce incendiarie dei Longobardi spopolarono la città.
Gli abitanti sopravvissuti all'assalto fuggirono con il loro vescovo verso Malamocco, altri invece seguirono i soldati bizantini. Solo verso la seconda metà del Settecento il vescovo tornò in città e ricominciò la ricostruzione edilizia interrotta durante le invasioni degli Ungari tra l'898 e il 900. La rinascita della città attorno al 1000 avvenne in grande parte ad opera del clero e degli ordini monastici. L'episodio più terribile di questo periodo fu il terremoto del 1117 che interessò la Valpadana. Per 40 giorni la terra tremò paurosamente, crollarono gran parte degli edifici. Un altro disastro colpì la città il 4 marzo 1174. Un violento incendio distrusse 3/4 delle abitazioni. È significativo che proprio dal 1174 partano gli annali della città, quasi ad iniziare una nuova era. Furono fissate zone permanenti di mercato e le attività artigianali, riunite in corporazioni, si stanziarono lungo le vie cittadine che ancora ricordano il loro passato medievale. Tra il 1195 e il 1210 vennero ricostruite le antiche mura con torri e merlature guelfe. Molti feudatari vennero ad abitare in città, dove eressero palazzi con alte torri. Nel 1213 si iniziò la costruzione del Palazzo della Ragione, riservato all'esercizio della giustizia. Sulla pietra del vituperio venivano fatti sedere i debitori insolventi quando il creditore, dopo averli spogliati completamente, anche degli abiti, li lasciava in braghe di tela, in mutande cioè. Prima il loro destino era ancora peggiore. Prima che intervenisse Sant'Antonio nel 1231, i debitori insolventi venivano addirittura incarcerati a vita. Nel 1260, e questa usanza durò fino al 1600, venivano invece fatti accomodare sulla pietra del vituperio. Ma non soltanto questa era una delle particolarità delle leggi del libero comune di Padova. Pensate che a chi diceva falsa testimonianza veniva tagliato il naso. E quando due coniugi erano infedeli, diverso era il loro destino. La donna, se colta in flagrante, veniva incarcerata a vita a meno che non avesse il perdono del marito. Il marito invece se la cavava con una multa di 500 lire. Se poi la pagasse o meno, questo non è dato sapere. Con la nascita dell'università nel 1222, Padova si trasformò in centro di cultura medievale. Un gruppo di scolari e maestri, provenienti da Bologna, diedero vita a quella che sarebbe diventata una delle università più prestigiose d'Europa. Nel 1230 giunse a Padova Sant'Antonio, che trovò una città sconvolta dalla violenza e dalle lotte fra le fazioni dopo la scelta guelfa del comune. La libertà del comune guelfo fu travolta nel 1237, quando Ezzelino III da Romano, vicario e genero dell'imperatore Federico II di Svevia per averne sposata la figlia naturale Selvaggia, entrò in città con la funzione di governatore. I nemici di Ezzelino furono imprigionati, tenuti in ostaggio, esiliati o condannati a morte. Numerose torri delle famiglie avversarie furono abbattute. Il signore che vedete alle mie spalle è Ezzelino da Romano, chiamato anche figlio del demonio. Certamente ne combinò di tutti i colori nella sua vita. È anche vero però che chi perde viene sempre dipinto in modo peggiore di quello che è stato. E per la verità, di signorotti che si comportarono come lui al suo tempo ve ne furono molti. Ma perché Ezzelino da Romano ce l'aveva tanto con i padovani? Lui sposò Cecilia da Baone, che però era stata promessa a Tisone da Campo San Piero. Accade un giorno che i da Campo San Piero rapirono la Cecilia da Baone, la violentarono e poi la rimandarono ad Ezzelino da Romano, che però da perdonare molto facilmente e infatti ne commise tutti i colori. Pensate che uccise 11.000 soldati padovani del suo stesso esercito perché si sentiva in qualche modo tradito, fece seppellire viva la moglie di un suo generale. Veramente, quando lo chiamavano figlio del demonio, probabilmente non avevano tutti i torti. Morto Federico II nel 1250, cessò la potenza imperiale in Italia ed Ezzelino restò solo di fronte al partito guelfo.
travolto dalla crociata indetta contro di lui da Papa Innocenzo IV, le cui truppe entrarono in Padova il 20 giugno 1256 attraverso Porta Altinate, e Zelino morì nel settembre dello stesso anno. Riconquistata la libertà, il comune scelse come insegna la Croce Rossa in campo bianco, simbolo dei padovani morti alla difesa del Santo Sepolcro. Iniziò così il periodo d'oro del comune di Padova, che estendeva il proprio dominio su un ampio territorio. Nel 1306 il Palazzo della Ragione veniva sopraelevato da Fra Giovanni degli Eremitani. Il Salone, come oggi viene chiamato, ospitava gli uffici dei giudici, quello del Podestà e la cappella di San Prostocimo. Al centro stava la vasta sala del tribunale, dove si amministrava la giustizia. Ad affrescare il Palazzo della Ragione fu chiamato Giotto, ma la sua opera andò perduta con l'incendio del 1420. Fu allora che si decise di abbattere i muri e trasformare l'interno in un vasto salone. Presso l'Arena fu eretta la grande chiesa di predicazione dei frati eremitani di Sant'Agostino. È opinione comune che in questi anni Dante sia giunto a Padova e abbia dimorato per qualche tempo in città. Dopo la guerra contro Arrigo VII prima e Cangrande della Scala poi, che nominò Marsilio da Carrara suo vicario, iniziò la signoria dei Carraresi. Ubertino da Carrara firmò la pace con gli Scaligeri, riportò la tranquillità in città, favorì l'arte della lana, realizzò la pavimentazione delle strade principali della città. Ubertino legò il proprio nome alla realizzazione della splendida reggia dei Carraresi, di cui resta solo l'edificio a doppio portico. Sotto i Carraresi, soprattutto con Francesco I il Vecchio, la città godette di un grande benessere e in particolare furono favorite le arti. Quella che vedete alle mie spalle è la reggia dei Carraresi. Una famiglia strana quella dei Carraresi. Pensate ad esempio a Giacomo II. Nel 1345 conquista il trono, uccidendo Marsilietto Papafava da Carrara. Poi libera dalle carceri ladri, assassini, malfattori per costruirsi un proprio esercito col quale mantenere il potere. Poi all'improvviso diventa munifico, comincia ad ospitare grandi artisti, poeti, fra questi anche Francesco Petrarca, comincia a dare elargizioni al popolo per farsi ben volere. Ma per la legge del contrappasso anche lui viene ucciso. Ed è un suo nipote bastardo, un tale Guglielmo, che lo uccide. Poi i da Carrara, verso la fine del loro regno, incontrano la potenza di Venezia e mandano addirittura Francesco Petrarca a implorare sostanzialmente la pace con la Serenissima. Mandano il figlio di Francesco da Carrara, Novello, assieme a Petrarca, e il doge risponde così alla fine del loro incontro: va in pace, figlio mio, e diga a tuo pare che non staga più a peccare contro di noi. Ma passano pochi anni e Venezia conquista tutto il Veneto. Il 15 novembre 1405, attraverso il bastione Santa Croce, i veneziani entrarono in città. Conclusasi l'età dei Carraresi, iniziava il dominio veneziano, che si sarebbe protratto per 4 secoli. Padova perse la sua autonomia politica, ma accentuò la propria tradizione culturale. Nei quasi 4 secoli di dominio veneziano su Padova, la città di Antenor fu governata dalla nobiltà veneziana. Era un nobile veneziano il Podestà ed era un nobile veneziano anche il capitano della guardia che gestiva la realtà militare della città di Padova. In quei 4 secoli Padova si distinse particolarmente nel settore delle arti e anche della tecnica. Pensate, una curiosità, Bartolomeo Cristofori, padovano, fra il 1600 e il 1700 inventò il pianoforte. Prima si usava la spinetta. Ebbene, anche il pianoforte fu inventato a Padova, una città ricca di tradizioni e di cultura. Molti artisti toscani lavorarono in città. Il più importante fu Donatello. Nel 1509 l'assedio dell'imperatore Massimiliano si concluse con la vittoria dei veneziani, che munirono la città di splendide mura. In viale Codalunga la rozza statua di una gatta ricorda l'episodio di Ciotolo da Perugia, che a dispregio dei nemici legò una gatta in cima a una picca e la issò sul bastione. Se il Cinquecento fu povero di vicende politiche, fu al contrario un secolo ricco di arte e di cultura.
Andrea Moroni progettò il cortile pensile del municipio, il cortile antico del Bo, la cinta muraria e i viali dell'orto botanico. Sapete perché l'Università di Padova viene chiamata il Bo? Perché qui, prima dell'università, c'era una locanda. Questa locanda si chiamava Al Bo e quindi il nome poi è passato a denominare tutta l'università. Ma andiamo a vedere qualche altra curiosità dell'Università di Padova. Nel 1543 Giovan Battista del Monte fondò la prima scuola clinica d'Europa con il rivoluzionario metodo di far visitare gli ammalati dagli allievi. Nel 1594 fu allestito il primo teatro anatomico, ma il maestro più illustre fu Galileo Galilei, che arrivò a Padova nel 1592, rimanendovi 18 anni. Un avvenimento eccezionale per l'università avvenne nel 1678, quando Elena Lucrezia Cornaro Piscopia si laureò in filosofia. Fu la prima donna laureata del mondo. Ignazio Sommer, nelle sue curiosità storiche padovane, ci racconta anche dell'università. Molti grandi spiriti fra i docenti, ma anche fra i discepoli. Ci sono stati 80 cardinali, 2 re di Polonia, Pietro Toboni, che poi si chiamò Papa Alessandro VII, Niccolo Copernico, San Francesco di Sales e fra gli altri anche questo signore che è alle mie spalle, che ha la sua bella statua qui in Prato della Valle, si chiamava Gustavo Adamo Banner, era però chiamato da tutti Gustavo lo Scemo, era il governatore di una provincia della Finlandia e viste le sue capacità si era meritato questo appellativo. Evidentemente per passare alla storia e avere uno stato in Prato della Valle, a volte è sufficiente non essere particolarmente brillanti e intelligenti. Andrea Memmo, provveditore della città per conto della Serenissima, bonificò la zona paludosa di Prato della Valle e la trasformò in uno dei maggiori centri di attrazione della città. Negli ultimi decenni del Settecento fiorirono le logge massoniche. Si diffusero le idee di libertà, di uguaglianza e diventò esplicita l'opposizione a Venezia. La nobiltà padovana accolse con entusiasmo i francesi quando questi occuparono la città nel 1797 e venne dichiarata la Repubblica. Con il Trattato di Campoformio, il 20 gennaio 1798, Padova fu ceduta all'Austria, che salvo un breve periodo di rioccupazione francese nel 1801, vi istituì un governo provvisorio fino al 1805, quando la città divenne parte integrante del Regno d'Italia. Nel 1813 i francesi lasciarono la città e iniziò un lungo periodo di dominazione austriaca che durò fino al 1866. Personaggio di rilievo di questo periodo fu Giuseppe Jappelli, che progettò interessanti edifici neoclassici come il Nuovo Macello, oggi Istituto d'Arte Pietro Selvatico, e il Caffè Pedrocchi. Celebre in città divenne il padovano Giovan Battista Belzoni, che tra le altre importanti scoperte in Egitto trovò anche l'entrata alla piramide di Chefren. L'8 febbraio 1848 gli universitari patavini insorgono contro la gendarmeria austriaca. Ci sono una serie di scontri per le strade, poi gli studenti riescono a rifugiarsi qui al Pedrocchi. Vengono raggiunti dalla soldataglia austriaca e durante la scaramuccia viene ucciso Giovanni Anghinoni. Di quella battaglia resta un segno sui muri del Pedrocchi ed è il foro che è alle mie spalle e il colpo di un moschetto. Durante i funerali di Giovanni Anghinoni la città insorge, ma è soltanto un tentativo, perché la rivolta non riesce. Il 24 marzo gli austriaci lasciarono Padova, ma già il 13 giugno ritornava la guarnigione austriaca. Solo nel 1866, durante la terza guerra d'indipendenza, terminò l'occupazione straniera. Il 12 luglio le truppe di Vittorio Emanuele II entrarono in Padova da Porta Santa Croce e dopo un plebiscito Padova fu annessa all'Italia Unita. Durante la Prima Guerra Mondiale, Padova, centro di grande rilievo strategico, fu ripetutamente bombardata. Dopo la rotta di Caporetto, il re Vittorio Emanuele III pose il suo quartier generale a Lispida e da Padova, capitale del fronte, iniziò la riscossa.
La sede più piccola era riservata al re Vittorio Emanuele III, notoriamente molto basso di statura. Se non fosse stata così piccola, probabilmente il re non avrebbe toccato terra con i piedi. Ed in questa villa, Villa Giusti, il re Vittorio Emanuele III fu ospite dal novembre 1917 al gennaio 1918 per seguire le vicende della guerra sul fronte. E proprio in questa villa, Villa Giusti, il 3 di novembre 1918 fu firmato l'armistizio che pose fine al primo conflitto mondiale. Poi, il 4 novembre, finirono le ostilità e finì anche la prima guerra mondiale. Successivamente al ventennio fascista, durante la Seconda Guerra Mondiale, Padova fu pesantemente bombardata dagli aerei alleati. Dopo la guerra è sorta la zona industriale, il centro direzionale e una nuova area universitaria ad est del Piovego. Padova è oggi il baricentro di una grande area metropolitana di circa 450.000 persone e punta a diventare il centro strategico di tutto il nord-est